C'era una volta, in un piccolo villaggio vicino a Torino, una bambina di nome Anna Maria. Il suo cuore era grande come il cielo e pieno di amore. Era la penultima di 8 figli, figlia di un uomo che lavorava con gli animali e di una madre sarta. Quando Anna Maria aveva soltanto 4 anni, il padre morì, lasciandola con il cuore spezzato. Ma nonostante questo dolore, continuò a vivere con il sorriso di chi sa che l'amore può tutto. A 19 anni anche la madre lasciò questo mondo e Anna Maria si trasferì in città dalla sorella Maddalena. Il suo cuore non smise mai di cercare il bene e trovò lavoro come dama di compagnia per una donna di nome Marianna. Alla morte di Marianna, Anna Maria ereditò un piccolo vitalizio che le permise di vivere senza preoccupazioni. Anna Maria aveva un cuore che bruciava di compassione per i poveri e gli ammalati. Ogni giorno andava all'ospedale Cottolengo per prendersi cura dei malati, visitava l'oratorio e aiutava la confraternita delle Dame di Carità di San Vincenzo. Ogni volta che vedeva qualcuno in difficoltà, il suo cuore si apriva come un fiore al sole. Un giorno, durante una visita a Loano, Anna Maria vide un giovane lavoratore ferito alla testa. Senza pensarci 2 volte, corse ad aiutarlo, medicandogli la ferita e dandogli del denaro per tornare a casa. Questo gesto toccò profondamente un frate di nome Angelico, che le chiese di guidare una nuova comunità religiosa. Anna Maria accettò e vestì un abito simile a quello dei Cappuccini, diventando Suor Maria Francesca di Gesù. Con altre 4 donne fondò le Suore Terziarie Cappuccine di Loano, dedicate all'assistenza degli ammalati e all'educazione dei giovani. Il loro amore e dedizione si diffusero rapidamente, raggiungendo terre lontane come l'America Latina. Suor Maria Francesca viaggiò molto, portando speranza e conforto ovunque andasse. Un giorno, mentre era in visita a Montevideo, si ammalò gravemente e lasciò questo mondo. Ma il suo spirito continuò a vivere nei cuori di tutti coloro che aveva toccato con la sua bontà. Anni dopo, la sua intercessione portò alla guarigione miracolosa di un bambino gravemente malato e di un giovane in punto di morte. Questi miracoli furono riconosciuti e Suor Maria Francesca di Gesù fu canonizzata, diventando un faro di luce per chiunque cercasse speranza e amore. La sua storia, piena di amore e sacrificio, ci ricorda che anche nelle tenebre più profonde una luce di speranza può brillare e trasformare il mondo. E così la vita di Suor Maria Francesca continua a ispirare chiunque ascolti la sua storia, un racconto di fede e compassione che non conosce confini. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.